contro il Torino abbiamo visto un Padova comunque brillante che ha attaccato la partita e ha sempre fatto la partita. Qui anche il primo tempo è sembrato stare spesso in balia degli avversari, come mai? Sì, il primo tempo sicuramente loro ci hanno aggredito con tutte le parti del campo, abbiamo fatto fatica, però ci poteva stare, nel senso che erano più brillanti di noi nel primo tempo. Eravamo stati bravi comunque a rimetterla in piedi. Il secondo tempo dovevamo gestirlo sicuramente in maniera diversa, però rispetto alle ultime gare c'è stata una situazione un po' diversa, nel senso che abbiamo avuto poca cattiveria agonistica in alcune circostanze, soprattutto su tanti rimpalli in mezzo al campo. Non ne abbiamo vinto uno e poi la partita si è messa in un certo modo, anche l'espulsione non ci ha sicuramente agevolato e il gol finale credo che fosse anche fuori la palla, però è inutile stare a recriminare. Dobbiamo compattarci domani, lavorare in maniera serena e tranquilla e andare a affrontare la partita di sabato, cercando di fare tesoro degli errori che abbiamo commesso oggi. Non dice affrontare in maniera diversa il secondo tempo, cosa si riferisce? Cosa aveva chiesto la squadra? Ho chiesto di rimanere più compatti perché comunque era impensabile che il Fano potesse pressare come i primi 45 minuti e difatti la gara si era messa nel binario che volevamo. C'è stato un errore anche sul secondo gol, nel senso che siamo usciti troppo alti, conoscevamo quel tipo di situazione e ci siamo fatti infilare in quel frangente dove la gara era in equilibrio e avremmo potuto gestirla da squadra esperta che siamo in maniera diversa. Questo è un po' quello che volevo dire. Per quanto riguarda Bindi, ha avuto un problema nel riscaldamento, Sì. Problema di che entità? Sì, ma adesso è inutile parlare di chi non c'era. No, era per chiedere. Alessandro ha fatto una buona gara, No, era solo per chiedere. Sì, ha avuto. Non era completamente a posto a livello muscolare, quindi abbiamo preferito non rischiarlo. Vediamo un po' giù, forse. E sono arrabbiato, chiaramente c'è l'arrabbiatura del dopogara, però bisogna continuare, in questo momento non si può essere contenti. Da domani dobbiamo cominciare a preparare un'altra gara importante, siamo all'inizio, quindi il percorso sicuramente non è la gara che ci aspettavamo, però bisogna metterla alle spalle come la vittoria, come le altre gare, e ricominciare a lavorare con il massimo impegno, la massima determinazione per andare a migliorare negli errori che abbiamo fatto oggi. La preoccupa un po', non dico la sconfitta eccetera, ma quello che lei chiama mancanza di cattiveria agonistica, nel senso che la squadra non so. No, ma la squadra l'ha sempre avuta, nel senso che fino adesso un calo a livello di intensità non c'era mai stato. Non è una scusante, c'è da dire che comunque avevano qualche giorno in più di recupero, erano più brillanti, ma questo non credo che sia, ripeto, una scusante. Dovevamo, visto che siamo una squadra esperta, gestirla in maniera diversa. Sapevamo che avremmo potuto trovare questo tipo di situazione ed è per questo che c'è un po' di rammarico. È stata una partita diversa rispetto a quella che abbiamo visto fino adesso del Padova. Anche davanti si è fatto una fatica, soprattutto per il pressing loro nel primo tempo, che dopo non lasciavano giocare. Sì, no, nel primo tempo abbiamo avuto comunque situazioni anche noi per fare gol, perché dopo un paio di minuti Dettori ha avuto una palla gol e dopo siamo andati sotto, abbiamo avuto una situazione, mi sembra con Luis, con Alfagheme, che era davanti al portiere. Era una partita in equilibrio, loro
ci hanno creato qualche difficoltà, però la squadra in quel momento ha avuto la forza di reagire. Il secondo tempo sicuramente andava gestito in maniera diversa, è questo che abbiamo sicuramente fatto qualche errore, insomma. Non si è capito bene dalla tribuna l'espulsione di Alfaghen invece, cioè si è visto che lui era sopra l'avversario, forse ha tirato un calcio, l'arbitro ha detto qualcosa? No, non lo so, adesso vedremo il referto, però quando c'è un'espulsione sicuramente anche questo crea un danno alla squadra. Speravi in un esordio stagionale diverso, immagino. Vabbè, certo, speravo di esordire in questa stagione magari con una vittoria o un risultato positivo. Peccato perché è andato tutto storto a mio modo di vedere, perché quando abbiamo preso il gol del 2-1 subito dopo abbiamo cercato di reagire, però siamo rimasti in 10 e poi il terzo gol ero lì, la palla l'ho vista, era fuori e l'ha dato, e quindi le partite dopo è difficile raddrizzarle così. Era fuori sul cross, Sì. proprio da poco di testa. Sì, ero lì, l'ho vista, la palla era fuori, mi sono girato, l'ho detto, ma non ci hanno sentito. Invece poi dal vivo è sempre difficile capire, giudicare anche soprattutto la tribuna. Sul secondo gol loro, è stato questo cross che attraversava tutta l'area. Tu hai pensato anche di uscire, era troppo veloce? Come La palla era veloce, in più c'era la difesa e gli attaccanti che venivano verso di me, quindi c'era un po' una mischia. Se fossi uscito comunque non so se sarei riuscito a toccarla, e in quel caso avrei rischiato comunque di mandarla addosso agli attaccanti e ai difensori, perché c'era una mischia, c'erano tanti giocatori lì, e allora ho cercato di coprire di più lo specchio della porta andando sul secondo palo, però è arrivato prima di tutti l'attaccante loro e lì non puoi più fare niente. Parata più bella, purtroppo. Mi dispiace sì per il gol, perché 1 contro 1 ero riuscito a prenderla, però dopo sulla respinta è stato più bravo il loro giocatore. Ma tu a caldo come ti spieghi questa prestazione così del Padova? Perché finora avevamo sempre visto un Padova che dominava, che comunque teneva sempre in mano il gioco, convinto, che sapeva bene come attaccare, come gestire la partita. Oggi Ma è stata una partita un po' strana, perché è andata tutto storto, come ho detto prima, per quello che è successo. Poi non so se ha influito anche che hanno giocato prima loro e noi dopo, non lo so questo, però loro li ho visti, ci hanno dato tutto in campo e si è visto anche noi, però avevano una cattiveria che hanno fatto sì che avessero la meglio. ve l'aspettavate più, dico semplice, però Ma non c'è nessuna partita semplice, noi sappiamo che puoi vincere e perdere con chiunque, tutto sta nel modo in cui approcci te alla gara, come la prepari. In questo girone soprattutto non ci sono avversari facili, e oggi tanto meno. quando hai saputo di giocare? A metà riscaldamento, verso la fine del riscaldamento, ho sentito che non ce la faceva Bindi, e allora ho continuato io il riscaldamento e sono entrato. Ma avevi già qualche avvisario oppure? Sapevo che aveva un fastidio e mi sono scaldato, e dopo a fine riscaldamento ha detto che non ce la faceva, allora ho fatto il cambio. Quindi eri già, diciamo, non dico, però la Sì, testa, io in ogni caso la preparo sempre, sia che gioco che non gioco, mi preparo sempre la partita pronto per dimostrare di esserci quando serve. Grazie. Grazie.